Anche quest'anno a maggio lo sport a Cervia è stato grande protagonista con C'è Sport, la rassegna cittadina organizzata dalla Consulta dello Sport del Comune di Cervia in collaborazione col Consorzio Cervia Centro, che nel suggestivo scenario del Borgo Marina e dell'area attorno ai magazzini del Sale ha coniugato in diversi momenti, per 3 giorni, l'agonismo amatoriale con lo spettacolo, il benessere fisico e la cultura, ed anche un partner d'eccezione, €1. Grazie sempre al Consorzio, il Comune, la Consulta dello Sport, organizziamo come tutti gli anni, questa è la terza edizione, c'è sport, c'è benessere, perché allegato allo sport c'è anche il mangiar bene, il muoversi bene, vestirsi, giusto, la tecnica giusta per vestirsi, sempre per fare gli sport. Siamo qua e abbiamo messo in moto una marea di eventi, una giornata che dura 3 giorni di sport sul freestyle, sull'estremo e sulle novità. E soprattutto qui i ragazzini, chiunque vuol provare, può provare tutta l'attrezzatura che vuole, dallo skate al SUP al wakeboard ai monopattini, tutta la mobilità elettrica. Qua 3 giorni, tutta gratis per voi. Oltre a quello ci sono anche tutti gli atleti che faranno evento, quindi salti, esibizioni, ma vi possono insegnare. La grande novità di quest'anno, grazie anche al Comune che ci ha permesso di fare questa, cioè di stendere questo cavo aereo alto 15 metri, lunghi 60, da torre del magazzino del Sale alla torre opposta che c'è sul Porto Canale. E questo ragazzo si chiama Luca Magnani, ha fatto questi 3 giorni di esibizioni in equilibrio, poi lo vedrete anche stasera, che cammina in equilibrio, addirittura ieri si è portato la macca, si è messo a dormire sopra il canale a 15 metri d'altezza. Questa è una novità che poi la porteremo avanti anche con delle vere e proprie esibizioni di atleti che saranno qua presenti in questi 3 giorni. Una bella manifestazione in co-partnership con sponsor molto importanti che hanno scelto Cervia non a caso. Hanno visto che l'evento era bello e meritava e quindi ci sono. Chi sono, Davide? Beh, io ringrazio tantissimo Unieuro veramente ci ha dato un supporto incredibile e ha portato tutti i suoi sponsor come GoPro, Razor e tanti altri che sono Chudots che sono qua con noi e insomma lo sport è sempre unito anche alla tecnologia, perché tutti questi ragazzi che fanno evoluzioni vanno anche filmati, no? Giusto, quindi GoPro, droni, DJI sono tutti qua in questi 3 giorni ad assistersi e fotografare l'evento, che insomma è importantissimo per i rider e anche per chi è qua tutto il giorno. Questa location di Cervia che è unica, grazie veramente ad averla, che si riesce a fare di tutto. Il Porto Canale di Cervia, il magazzino del Sale sembra che 300 anni fa l'hanno inventato apposta per noi. Oggi lo mettiamo proprio in atto facendo vedere che si può fare, non si può solo mangiare a Cervia, che intanto è fantastico, ma si può fare dello sport con la famiglia, con i bambini, e questa è una cosa unica, direi. Ovvero il signor Unieuro, perlomeno uno dei collaboratori del signor Unieuro. Qual è la tua qualifica in azienda? La mia qualifica è category manager di tutta la parte mobilità elettrica, fotografia, accessori in generale e trattamento aria, quindi diciamo spaziamo su svariate categorie. Poi chiaramente con 4 collaboratori che mi supportano in tutto questo. Ecco. Quelli che piacciono molto ai giovani, sono queste le categorie che piacciono da questi, non so il suo nome. È il Ninebot Mini Pro, che è l'ultimo nato della collaborazione e fusione. Dopo magari vi porto allo stand e andiamo ad analizzare bene i prodotti. Tra Segway e Ninebot è il prodotto per muoversi nelle distanze brevi, prodotto che si pone tranquillamente nel baule della macchina e quando ho problemi di viabilità lo tiro fuori, vado.
3 giorni di festa scanditi da numerosi diversi avvenimenti disseminati nei punti più caratteristici e storici della città di Cervia, città soprattutto di mare e di acqua. Dunque così proprio soprattutto in acqua si è potuto assistere a vere e proprie competizioni lungo lo stretto e breve tratto di canale che porta al ponte levatoio. Hanno dato davvero sfoggio delle loro qualità grandi e piccoli atleti di antichi e nuovi sport legati all'acqua, tra cui canoa, vela, surf e SUP. E il tutto è nato, ma molto velocemente, da un'idea condivisa assieme a Davide Baldi, che è poi la persona che mi ha aiutato in tutto questo. E ho cercato di coniugare la formazione che abbiamo fatto giovedì e venerdì insieme ai nostri addetti vendita, quindi li abbiamo fatti venire tutti a Cervia, abbiamo fatto una giornata di formazione su tutti questi prodotti, quindi mobilità, fotografia e applicate. Il venerdì ci siamo trasferiti all'Happy Valley, dove abbiamo fatto un evento di team building, li abbiamo provati carte, hanno provato tutti i prodotti. Finito l'evento, tutti questi stand che vedete sono stati trasferiti qui nel centro di Cervia, nel cuore della Movida di Cervia, e abbiamo dato vita a questo evento. Devo dire che fino ad ora è stato veramente tutto molto bello. Ad esempio, quando c'è stata l'esibizione in Slackline, DJI, che è il nostro partner per la parte droni, ha fatto decollare un drone e ha ripreso dall'alto il ragazzo che appunto si è esibito e gli ha fatto video e fotografie. Sono veramente dei contenuti molto belli. GoPro anche ha dato agli atleti tutte le GoPro per riprendersi durante la loro esibizione, quindi diciamo che comunque sia, dove c'è sport c'è sempre divertimento, e questi prodotti servono appunto anche per divertirsi. Con GoPro è già da anni che abbiamo stretto appunto questa collaborazione, e noi supportiamo loro nelle vendite e loro supportano noi a livello di marketing su tutti i punti vendita, con materiali, personale soprattutto veramente professionale come Andrea. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Andrea Polo, sono Product Manager di Athena, che è il distributore ufficiale di GoPro e altri 2 marchi, Razor e Ninebot, che vedremo dopo. Come ha anticipato Andrea, ormai la collaborazione duratura da parecchi anni e ci occupiamo di dare supporto e €1 in questo caso da supporto a noi a livello italiano nella promozione e nella vendita dei prodotti GoPro, e siamo qui proprio perché l'evento ha una caratteristica ovviamente di origine sportiva, però in verità la nuova gamma Hero 5 ha delle caratteristiche invece estremamente facili anche per la vita di tutti i giorni. Non a caso il logo, il payoff, si dice in gergo, è Capture Different, ossia registra la tua vita quotidiana in maniera differente. Qui siamo a presentare soprattutto la Hero 5 Black, la top di gamma in questo momento, che è dotata di uno schermo LCD posteriore per vedere tutte le riprese in tempo reale e il voice control. Quindi un prodotto assolutamente comodo e pratico anche per chi in verità con la tecnologia sia ancora in una fase preliminare, ok? Approcciabile da tutti? Assolutamente sì, pochi tasti, è impermeabile, senza bisogno di custodia, la qualità di ripresa è anche professionale per chi volesse spingersi un po' di più, un prodotto davvero per chiunque, per registrare anche momenti di vacanza con i bambini, al parco giochi, ovunque si voglia. Allora, abbiamo anche altre partnership qua dietro, con chi, caro Andrea? Allora, siamo in qualità di Athena, come dicevo, anche distributori ufficiali da fine 2016 di Ninebot by Segway e Razor, 2 prodotti di mobilità elettrica ma differenti, che ovviamente stiamo proponendo insieme e grazie a €1 in tutti i loro store. Di che cosa parliamo? Parliamo di Razor dal punto di vista di divertimento elettrico per bambini, quindi prodotti in totale sicurezza e unici, perché si parla di un crazy kart capace di driftare a 360 gradi, un power rider, un triciclo elettrico che comunque fa non più dei 12 km all'ora, che drifta a 360 gradi, e un e-scooter Power Core 90, sempre dedicato al bambino. Con Ninebot by Segway invece si parla comunque della casa madre più famosa al mondo in termini di mobilità elettrica su 2 ruote, che è Segway appunto, in termini di qualità e sicurezza, e si parla di soluzioni professionali per la mobilità personale.
Si parla di Mini Pro, un prodotto da 699 euro consigliato al pubblico, però ovviamente è un prodotto con un'autonomia di 30 km/h, comandabile a distanza e con 18 km di velocità massima. Posso chiedere una cosa, Andrea? Ce li avete tutti questi negozi? Assolutamente sì, tutti disponibili con delle offerte dedicate, come ti dicevo prima, proprio per questo evento C'è Sport qui di Cervia. Senti, già che ci sono, ti chiedo se me la presti un attimo. Sai, c'è una sfilata di moda, vorrei andarla a riprendere. Ragazzi, ci vediamo fra poco. Ciao, grazie! Non solo GoPro, non solo telecamere, non solo particolari mezzi di trasporto, ma biciclette, ma quelle che dico io sono grandi biciclette. Andrea? Sì, parliamo di biciclette elettriche a pedalata assistita. Oggi sono ancora un prodotto poco conosciuto, non diciamo dal grande pubblico, però con delle prospettive molto importanti. Lascio la parola a Luca Zanetti di Planet che ci spiega proprio alcune caratteristiche di questi prodotti e gli ultimi modelli appena arrivati. Brevemente, cosa sono queste bellissime bici? C'è una Monster qui che è fantastica. Sì, dai, è l'introduzione, il nuovo modello 2017, è il nuovo prodotto che stiamo, diciamo così, un pochino proponendo anche per trovare delle soluzioni nuove per i ragazzi, per i giovani e non solo per quello che è un concetto, diciamo così, di mobilità elettrica verso diciamo così, la persona un pochino più avanti con l'età. Per cui vogliamo aprire tutto quello che è il mercato per i ragazzi. Vanno bene veramente per tutti, dal più piccolo, perché c'è anche la linea trendy, al più grande che magari è facilitato nel raggiungere il posto che vuole. Esattamente, proprio così, è giusto, questo è l'obiettivo. E voi ovviamente in partnership con €1 non potevate mancare. Assolutamente sì. È bellina questa Monster, Andrea? È molto bella e molto cattiva, infatti il nome dice tutto, B-Monster, proprio per questo. Tutti i vari stand è possibile chiaramente con tutte le sicurezze del caso, quindi indossando il casco e le protezioni, provare tutti i prodotti. I nostri fornitori partner che mi piacerebbe anche citare, quindi Ninebot, Momo Design, Razor, Chudoz, GoPro e DJI sono a disposizione per far provare tutti quanti i prodotti. Ovviamente c'è anche un bel negozio temporary shop di €1, non poteva mancare. Assolutamente sì, se poi qualcuno ha voglia di fare degli acquisti siamo disponibili anche con delle condizioni e un'offerta molto vantaggiosa. Da corollario coreografico un apposito palco approntato in riva proprio al Borgo Marina con le locali scuole di ballo e di ginnastica. Continuamente abbiamo eventi, adesso la prossima settimana c'è lo Sposalizio del Mare, poi l'1, il 2, il 3, il 4 giugno abbiamo la famosissima festa della Costa in Festa, quindi la nostra festa proprio di eccellenza, e quindi continua tutto il weekend prossimo, quello dopo ancora, per poi incominciare con quelli ormai noti giovedì del Borgo Marina e poi la novità che è uscita fuori da 5 anni a questa parte, i nostri Cervia Lumi di Candela con tutti gli artisti, gli artigiani, la musica in piazza. Direi che siamo al completo, non ci manca niente. Siamo tutti soltanto a venire nelle varie manifestazioni, a essere informati e stare informati nel sito del Consorzio Cervia Centro e a partecipare, perché basta solo un po' di buona voglia, quella di venire, il resto farete tutto voi. Il resto ci pensiamo noi, a tavola e poi tutti qua con noi sul Borgo Marina.